Ciao Lazzari, guardate dove vi ho portato oggi, un altro vulcano, e infatti siamo proprio all'isola di Vulcano, l'isola delle isole Eolie che troviamo più a meridione tra le Sette Sorelle, quella più vicina alla costa siciliana. Alle mie spalle vedete c'è il vulcano vero e proprio, l'isola di Vulcano, Terassia per i greci, poi chiamata Iera, invece per i romani diventa Vulcano perché viene cambiato il nome del dio Efesto, il dio del fuoco, il dio delle caldere, il dio che forgiava anche le armi per gli antichi romani. Isola di Vulcano. Pensate che la storia dell'isola di Vulcano nel 1813 il generale borbonico Vito Nunziante, napoletano nato a Campania ma vissuto a Napoli, acquista questa parte dell'isola, l'acquista dai monaci di San Bartolomeo di Lipari, Porto Levante e Porto Ponente, quindi dei grossi appezzamenti. Perché? Perché quest'isola era ricca di zolfo. E dovete sapere che a quell'epoca lo zolfo faceva molta gola agli inglesi, perché lo zolfo era considerato come il petrolio dell'epoca. Quindi cosa succede? Dopo l'unità d'Italia, 1873, gli eredi del generale Nunziante sono costretti a cederlo ad un inglese, anzi uno scozzese, un certo Stevenson, il quale comincia a sfruttare questi giacimenti di zolfo e li vende a chi? All'Inghilterra, chiaramente, una parte anche alla Francia, e quindi perdiamo questo grosso giacimento. Ma San Bartolomeo, protettore delle isole Eolie, ci mette la mano, perché 1888 il vulcano che vedete lì in alto erutta, ci fu una grande eruzione e distrusse tutte le infrastrutture che Stevenson aveva creato per estrarre il zolfo, così è costretto a venderlo a famiglie siciliane. Vulcano, l'isola è abitata da 450 residenti, quindi durante tutto l'anno ci sono 450 abitanti. Fa parte sempre del comune di Lipari e vediamo chiaramente distinto in un vulcano abbastanza grande che vediamo alle mie spalle, che è il vulcano della Fossa oppure Grande Cratere, e dall'altro che vedete alle mie spalle, si vede poco da qui, che è Vulcanello perché è più piccolo, e si dice che un tempo Vulcanello fosse un'isola autonoma, adesso è collegato all'isola di Vulcano con una piccola striscia, un istmo abbastanza piccolino. L'isola di Vulcano è molto vicina all'isola di Lipari, infatti c'è una distanza di circa 750 metri tra l'una e l'altra.
questo è Vulcanello, vedete? La bocca vulcanica più piccola. E se vedete sullo sfondo, vedete quelle altre vette vulcaniche in fondo? Ebbene, quelle sono Lipari, l'isola di Lipari, che ricordiamolo è sempre un vulcano attivo, anche se non si fa sentire, e poi ci sono quelle due vette in fondo lì al tramonto che sono i coni dell'isola di Salina, però vulcani quiescenti, quindi che dormono fortunatamente. Per arrivare alla frazione di Gelso da Vulcano Porto o Vulcano Piano c'è una strada asfaltata, sono 11 km, quindi si attraversa tutta l'isola e si arriva in quest'altro versante proprio davanti alla Sicilia. Infatti da lontano si può vedere benissimo anche l'Etna. E quindi c'è una strada, c'è un servizio autobus estivo, quindi con orari molto ridotti, a meno che non si noleggi uno scooter o una Mehari o un'altra macchina. La vedete la Sicilia? Lì all'orizzonte, con la punta dell'Etna, contornata dalle nuvole o dal fumo. Faro di Punta Gelso, isola di Vulcano, un faro abbandonato da tanto tempo. Questa è la frazione di Gelso, come l'albero di Gelso, e qui fanno una granita meravigliosa di gelsi rossi siciliani che da noi non si trovano. Allora, Vulcano Gelso, isola di Vulcano, questa frazione pensate che ha soltanto, indovinate un po', 8 residenti, 8 persone che ci vivono stabilmente, praticamente 2 famiglie che hanno la residenza qui. Come vedete le case sono pochissime, qualcuna è sparsa lungo il sentiero che arriva fino al faro. C'è una piccola spiaggetta di sabbia nera, perché l'isola di Vulcano ovviamente è tutta sabbia nera vulcanica, e poi in fondo lì, se vedete, c'è la spiaggia degli asini cosiddetta perché ci si arrivava con un sentiero soltanto a bordo di asino. Adesso d'estate è una spiaggia attrezzata per i turisti, ma poi ovviamente d'inverno non c'è nulla lì. Quindi frazione di Gelso, isola di Vulcano, isole Eolie, comune sempre di Lipari chiaramente. Guardate che meraviglia! Guardate che meraviglia! Siamo ad agosto e non c'è nessuno. Una meraviglia, un mare limpidissimo, calmo. Qui ci sono anche i polpi, c'è una zona abbastanza incontaminata dall'essere umano.
chiesa di Santa Maria delle Grazie, nell'abitato di Gelso. Abitato è un nome sproporzionato. Questa è una chiesa del XVIII secolo, del Settecento, che però ovviamente lo vediamo in una versione un po' più moderna, perché è stata rifatta varie volte la facciata, ma è una piccola chiesetta di questa piccolissima frazione. Con questa vi saluto, cari amici, grazie per avermi sopportato. Parto, ciao, ciao, adieu.